Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Notiamo in questa mattinata un sistema convettivo a mesoscala, un MCS, in azione sul basso Tirreno, composto da una serie di temporali ben organizzati di forte intensità in transito in prossimità delle Eolie, che sconfina anche sulla Sicilia settentrionale, sulla Calabria e a ridosso del Lazio e della Campania, dove abbiamo già registrato dei violenti danni a causa appunto dei forti venti, per la caduta di alberi e rami addirittura superati i 20 mm a Salerno, con condizioni instabili che si stanno spingendo anche sulla Alta Puglia, con una lunga linea temporalesca che si estende sull'Abruzzo meridionale, passando per il Tavoliere delle Puglie e il Barese, con diverse fulminazioni. Intanto, come notiamo in questi giorni, l'anticiclone si allontanerà progressivamente verso est, consentendo l'arrivo di una vera e propria rinfrescata, un primo assaggio autunnale, possiamo così dire, che garantisce l'arrivo di temporali anche di forte intensità, così come noteremo nel corso dell'analisi che andiamo a vedere. Allora, intanto una giornata di mercoledì si nota la formazione di questo minimo depressionario che andrà appunto a portare dei forti fenomeni a partire dalla Spagna e sulla Francia, questi fenomeni che andranno ad agire anche sul centro Europa, ma anche sull'Italia, dove avremo dei piovasti sparsi e dei temporali possibili sul basso Tirreno, ancora una volta per l'attività del MCS che sono andato a sviluppare questa mattina. Nel pomeriggio attività temporalesca sulle zone montuose, con temporali anche forti, potranno sconfinare anche sulle alte pianure, specialmente del Piemonte. In serata appunto avremo forte attività convettiva per l'arrivo di un fronte instabile da sud-ovest a causa del minimo situato tra la Spagna e la Francia, che andrà a richiamare l'arrivo di queste correnti umide instabili temporalesche, e di conseguenza assisteremo in serata a forti temporali su tutto quanto il nord-ovest, in estensione la notte anche sulla Lombardia e le regioni centrali tirreniche. Avremo isolati temporali possibili anche lungo l'Appennino nella giornata di mercoledì, e ancora una volta sulla Sicilia settentrionale e la Corsica. Ancora nulla per quanto riguarda il resto delle regioni adriatiche, con temperature comunque ancora sostanzialmente sopra i 32 gradi dappertutto, ma dalla giornata di giovedì entra in azione la prima forte ondata di maltempo, nella quale agirà un fronte più organizzato in grado di portare molti temporali anche di forte intensità sulle regioni centro-settentrionali in primis. Il sud potrà essere interessato dal pomeriggio a partire dalla Campania per qualche temporale isolato, ma comunque di forte intensità, così come possibile anche sulla Sardegna settentrionale. Meno probabile resta l'azione di temporali anche sulla Calabria, sulla Puglia e sulla Sicilia, possibilità però per locali temporali anche su tali zone, comunque maggiormente probabili sui rilievi. Forte maltempo invece al centro-nord. Le temperature caleranno sensibilmente fino a tornare in media col periodo, caleremo addirittura fin sotto i 28 gradi nei valori massimi sulla pianura padana, e temperature molto fresche soprattutto al nord-ovest, anche sotto i 25 gradi. La giornata di venerdì vedrà un ripristino del campo anticiclonico in grado di portare tempo nel complesso soleggiato a partire dalle regioni meridionali. La Sardegna, la Sicilia e gran parte delle regioni tirreniche non risentiranno di precipitazioni. Ultime notti instabili nella notte e nella mattinata sulle regioni balcaniche e sul nord-est lungo il versante adriatico, possibilità di temporali locali anche sulla Puglia, proprio per un piccolo vortice che andrà a stazionare sui Balcani e influenzerà anche nel corso del pomeriggio le aree montuose del nord-est per nuovi temporali in formazione, possibilità di locali temporali anche sull'Abruzzo nel pomeriggio. Avremo per lo più solamente qualche velatura sparsa al nord durante il giorno, senza precipitazioni sul resto delle pianure. Intanto una profonda depressione, come si nota, si scaverà e continuerà ad agire sempre sull'Europa occidentale, sulla Francia, per portare della forte instabilità. Queste correnti cicloniche continueranno ad azionare per portare una forte ondata di maltempo. Tra l'altro questa depressione continuerà a muoversi a rotazione ciclonica, spingendosi poi entro il 9 e il 10 di settembre verso l'Italia. È prevista una breve fase stabile nella giornata di sabato, un po' dappertutto, se non per qualche locale temporale sulle Alpi e l'Appennino, ma ecco il clou del maltempo
per quanto riguarda la fase tra domenica sera e tra il 9 e il 10 di settembre. Da domenica sera entra in azione questa perturbazione di forte intensità accompagnata da temporali violenti e con un associato calo delle temperature, tant'è che arriveremo anche sotto la media del periodo, con temperature massime a fatica oltre i 21 gradi durante il giorno. E infatti si nota come questa perturbazione andrà a interessare tra la giornata di lunedì e martedì un po' tutte le regioni. Martedì probabilmente la fase più instabile, con temporali anche forti in estensione da ovest verso est, con fase più intensa per le regioni centro-meridionali proprio nella giornata di martedì. Questo vortice, secondo i modelli, avrà una storia importante sull'Italia proprio perché porterà un sensibile calo termico generale su tutto quanto il Mediterraneo, con temperature che torneranno appunto sotto la media stagionale. Notiamo infatti l'anomalia prevista nella settimana tra il 9 e il 15 del mese, proprio per il calo dei geopotenziali, il continuo sviluppo di questa saccatura a portare della forte instabilità e delle temperature nettamente più fresche. Infatti si nota anche dalla grafica successiva le temperature saranno destinate a rimanere sotto la media su tutta quanta l'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, specie lungo il versante tirrenico e sul nord-ovest, mentre si manterranno molto sopra la media, come si nota, un notevole campo di alta pressione che porta a temperature anomale sul nord-est dell'Europa, e infatti quest'area risente di un anticiclone molto duraturo che sta stazionando lì anche da oltre 3 settimane. E infatti proprio su quelle aree non avremo precipitazioni, invece la maggior chance di precipitazioni colpirà proprio l'Italia, soprattutto il centro Italia, lungo il comparto adriatico. Qui avremo il rischio di maggiori precipitazioni e il rischio quindi di episodi anche alluvionali. Non dobbiamo al momento preoccuparci perché ancora la distanza temporali implica ovviamente a vedere quali sono le aree maggiormente coinvolte, ma intanto questo è un primo accenno che nella prossima settimana vivremo un clima decisamente più autunnale. Dovremo appunto salutare l'estate ovviamente per concederci questa pausa con ritorno di precipitazioni e di un clima più consono. Vi daremo ovviamente maggiori dettagli nel corso dei prossimi aggiornamenti, seguiteci sempre perché tutto può ancora cambiare.